İtalyan spiker haberleri sunarken frikik vermekten kurtulamadı. İbrala.com YouTube kanalına abone olmanızı rica ediyoruz ve haberin detaylarını sizlere aktarıyoruz. İtalyan haber spikeri Barbara Francesca Ronaldo haberini sunarken kendinden geçti. Bu anlarda giydiği mini eteğin azizliğine uğrayan güzel spiker verdiği frikikle magazin basınına konu oldu. Real Madrid'li futbolcu Ronaldo ile ilgili haber sunan İtalyan spiker Barbara Francesca o kadar hararetli sunum yaptı ki frikik vermekten kurtulamadı. Frikik vermekten kurtulamayan Barbara Francesca'nın o anları ekranlara yansıdı. Şu anda o görüntüleri izliyorsunuz. İbrala.com YouTube kanalına abone olmanızı tekrar hatırlatırız. Sağlıklı günler, diğer haberlerimizi takip etmek için lütfen sayfamızı ziyaret ediniz. Nello sport e nel calcio tutto va avanti grazie a loro, di conseguenza Cristiano Ronaldo è uno sponsor vivente, quindi come fai a toglierlo? È impossibile. Ma infatti Barbara, quando lui Dobbiamo ricordare questo, che comunque gli sponsor sono una grande cosa, soprattutto nello sport e nel calcio tutto va avanti grazie a loro, di conseguenza Cristiano Ronaldo è uno sponsor vivente, quindi come fai a toglierlo? È impossibile. Ma infatti Barbara, quando lui è uscito Dobbiamo ricordare questo, che comunque gli sponsor sono una grande cosa, soprattutto nello sport e nel calcio tutto va avanti grazie a loro, di conseguenza Cristiano Ronaldo è uno sponsor vivente, quindi come fai a toglierlo? È impossibile. Ma infatti Barbara, quando lui è uscito Dobbiamo ricordare questo, che comunque gli sponsor sono una grande cosa, soprattutto nello sport e nel calcio tutto va avanti grazie a loro, di conseguenza Cristiano Ronaldo è uno sponsor vivente, quindi come fai a toglierlo? È impossibile. Ma infatti Barbara, quando lui è uscito Dobbiamo ricordare questo, che comunque gli sponsor sono una grande cosa, soprattutto nello sport e nel calcio tutto va avanti grazie a loro, di conseguenza Cristiano Ronaldo è uno sponsor vivente, quindi come fai a toglierlo? È impossibile. Ma infatti Barbara, quando lui è uscito